Ad aggredire Ahmed, il sedicenne tunisino ospite di un centro di accoglienza per minori non accompagnati di Raffadali, sarebbe stato un operatore del 118, un cinquantenne del luogo. Calci e pugni ed una sportellata in faccia, ricevuti a pochi metri dal domicilio del giovane extracomunitario. Una violenza seguita dalla minaccia di morte attraverso il gesto mimato del taglio della gola, subita dal ragazzo al grido razzista di "tornatene al tuo paese". Oggi il tunisino risponde: voglio restare qui a Raffadali. Io ho paura con lui. Lui sempre fare problemi, non con me, con tutte le persone a comunità, capito? E perché io vengo in Italia? Io solo vai a scuola e lavoro, basta. L'operatore del 118, il cinquantenne di Raffadali, presunto autore dell'aggressione, avrebbe già manifestato sentimenti razziali. A raccontarlo è Vincenzo Vasile, responsabile della comunità di seconda accoglienza per i minori sbarcati senza familiari. Il signore che ieri ha appestato il minore si era reso protagonista nei mesi precedenti di quantomeno di minaccia, di quando passavano i ragazzi faceva il segno del taglio della gola e più volte anche con le nostre operatrici si è reso protagonista di minacce. Ahmed frequenta la seconda media, è arrivato lo scorso anno e ha frequentato il primo anno da uditore. Quando è arrivato, dopo 1 anno e 2 mesi trascorso in Libia, non sapeva neanche una parola di italiano e non conosceva neppure il francese perché viveva in un piccolo e periferico villaggio della Tunisia. Adesso capisce tutto, ha iniziato anche a leggere e scrivere. Ieri i responsabili della struttura hanno sporto denuncia ai carabinieri ed a descrivere il presunto aggressore anche il sindaco di Raffadali Silvio Cuffaro che afferma: è nervoso con tutti e non solo con gli extracomunitari, per quello che so io, continua il primo cittadino, avrebbe avuto comportamenti scorretti anche nei confronti di molti concittadini. È una persona difficile che sta vivendo un momento particolare e va aiutato. Proprio per questo motivo, continua Cuffaro, ho già allertato i servizi sociali del comune affinché venga individuata la strada migliore per tendergli una mano d'aiuto. Siamo dispiaciuti per quanto è accaduto ad Ahmed e l'idea che si concretizzerà nei prossimi giorni è quella di invitare tutti gli ospiti della comunità a cena, esattamente come si fa fra amici, conclude il sindaco di Raffadali.